Oggi siamo a Fiera Cavalli, la 127esima edizione, per testimoniare quanto sia importante non solo quello che rappresenta il cavallo nella filiera produttiva e economica del Paese, ma anche e soprattutto per dimostrare quanto la ricerca può essere di supporto ai processi di sviluppo. Oggi parliamo di miglioramento genetico, in generale parliamo di processi di supporto alle attività di allevamento, di riproduzione, ma soprattutto di mantenimento della banca dati genealogica del cavallo autoctono. Quindi essere, come dire, coloro che possono in qualche modo contribuire come CREA e come grande ente pubblico di ricerca a questo fare sistema, per noi è motivo di orgoglio, perché i nostri tanti ricercatori, il nostro centro di zootecnia sono ovviamente dedicati a questa attività. In questo caso possiamo dimostrare e mettere a frutto e a sistema quella che è la grande innovazione, la nostra capacità di trasferire le conoscenze agli allevatori, ai riproduttori, ai soggetti che in qualche modo lavorano nella filiera produttiva. Tutto questo lo possiamo fare grazie al supporto del Ministero, il Ministro Lollobrigida, la Direzione Generale per l'Ippica, il Sottosegretario La Pietra, l'Ingegner Chiodi, che ci permettono e ci hanno permesso oggi, con la firma di questo importante protocollo, di appunto creare questo sistema aperto, condiviso con altre entità, con altre strutture, altre attività accademiche e di ricerca, che ci possono appunto permettere di rafforzare ulteriormente le conoscenze e metterle a disposizione della filiera produttiva, riproduttiva e economica del cavallo, che come vediamo oggi qui a Verona è estremamente importante.